Sono oltre 200 i migranti, quasi tutti tunisini, giunti in queste ore con diverse imbarcazioni nell'isola di Lampedusa. Sono stati trasferiti all'hotspot di Contrada Imbriacola per essere successivamente portati altrove. Una situazione alquanto difficile anche e soprattutto causa Covid, che rischia di far esplodere tensioni e preoccupazioni tra la comunità lampedusana. Intanto la ONG Mare Ionio, salpata ieri dal porto di Pozzallo, si sta dirigendo nel Mediterraneo centrale per concludere la sua ottava missione dopo il soccorso delle 67 persone lasciate in mare. Ad intervenire sul delicato tema dell'immigrazione è stato il presidente Musumeci, che in una nota stampa dichiara: malgrado i continui arrivi in Sicilia, il governo nazionale si ostina a non dotarsi di ulteriori navi, come da noi richiesto, per ospitare i migranti per la quarantena obbligatoria. Emerge chiaramente che la volontà di Roma è quella di destinare centinaia di queste persone nei malsani ed insicuri hotspot dell'isola, con il serissimo rischio di contagiare tutti gli altri. Se così fosse, aggiunge ancora Musumeci, sarebbe un intollerabile atto di cinismo da parte del governo nazionale, destinato a compromettere la ripresa dell'attività turistica nell'isola pur di risparmiare sul costo della locazione delle navi. Rivolgo un accorato appello al Presidente del Consiglio e all'intera deputazione siciliana per scongiurare una batosta economica che sarebbe peggiore di quella determinata dall'epidemia, conclude il governatore Musumeci.